parti e poi in diversi pezzi, i quali pezzi poi vengono puliti in questo modo, ecco, fino in fondo, in modo poi da passarle al prossimo incaricato che deve aprire ogni foglia e dividerla in due parti. Poi, divisi in due parti, ci sarà qualcuno che comincia a intrecciare e lì inizia il lavoro vero e proprio di intreccio della palmetta. Però alle mie spalle c'è quelle che invece fanno l'intreccio particolare, quello da savintata vera e propria. E per esempio la signora Valentina, per esempio Generica, poi c'è Ivana, che sono quelle che fanno la pintata finale, cioè che le inquadrano bene, capite Sandro? Non credono inquadrano bene. E ne fanno, poi fanno l'incastro per il parroco, fanno quelle più belle, più grandi che si mettono poi sull'altare per adornire il giorno delle palle. Comincia dal mese d'agosto. Vengono infasciati gli alberi ben stretti in modo che la palma venga bella chiara, dorata insomma. Quando si arriva alla settimana prima di Pasqua, cioè alla settimana delle palme, si vanno, si sfasciano, si toglie queste di mezzo che sono le più chiare, si portano in un laboratorio e si tagliano bene a misura. Se ci vuole grande serve una palma di 20 foglie, se ci vuole piccola bastano 7, se ci vuole più piccola bastano 5. La lavorazione delle palme bisogna prima avere la palma, Che di questi tempi. poi la foglia della palma va divisa per metà, per il lungo, tagliata a pezzi di 5 foglie se la palmetta deve essere piccola, se no 7 o 9 o 12, come vuole come differenzia la grandezza, no? Questa palmetta allora si passa alla seconda mano per pulire il gambo. Dopo che il gambo è pulito, la rifinizione è fatta, si passa a un'altra persona per intrecciare. Anzi, per spaccare prima devono aprire le foglie, perché sono doppie però chiuse da una parte. Allora si apre. Dopo che è aperta si passa all'altra persona ancora che la deve intrecciare. Dopo intrecciata si mette da parte. Poi viene contata mazze da 25, legata e messa in una bacinella, anche pezzetti di gambetti di ulivo e basta, si mette nella bacinella pronta per portare in chiesa per la distribuzione.